Buongiorno a tutti, bentornati allo scrigno del calcio e alla partita, alla rubrica, la partita della settimana. E come vi avevo detto la scorsa settimana, dice sei riportato lo stesso corrispettivo dell'altra volta. Sì, eccolo qua, ve l'avevo detto che avevo trovato due cose da mostrarvi in 2 settimane diverse, perché oggi parliamo della finale che si giocò il 23 luglio del 1995, la finale di Coppa America a Montevideo tra Uruguay e Brasile, edizione casalinga vinta dall'Uruguay. La finale si gioca appunto il 23 luglio, vi faccio vedere l'eredità di Montevideo, qui come titola il Guerin Sportivo, i festeggiamenti, vedete in primo piano Enzo Francescoli e Marcelo Otero, tra l'altro due protagonisti anche della Serie A, che festeggiano, che esultano. È la vittoria, l'apoteosi dell'Uruguay contro il Brasile. In semifinale gli uruguaiani avevano battuto la Colombia per 2-0, mentre il Brasile aveva vinto 1-0 contro gli Stati Uniti, tra l'altro con gol del romanista Aldair. La finale vede il Brasile primo con gol di Tullio al 30°, all'inizio del secondo tempo pareggia l'Uruguay con Bene Goecea, e ai calci di rigore l'Uruguay li segna tutti e invece il Brasile sbaglia proprio con Tullio, parata di Alves, e l'Uruguay vince la 14ª Coppa America della sua storia. Tra l'altro l'arbitro era il messicano Brizio Carter, di cui noi italiani non abbiamo un bel ricordo, perché fu l'arbitro che buttò fuori senza nessun motivo Gianfranco Zola durante la partita con la Nigeria, che riuscimmo poi per il rotto della cuffia a vincere. Ecco qui Francescoli con la Coppa America, e qui sotto, adesso vi faccio vedere tutto, c'è il calcio di rigore decisivo, quello fallito dal Brasile, che ha consegnato praticamente la Coppa all'Uruguay. Eccoli qua. Il cammino verso il titolo: l'Uruguay aveva vinto 4-1 contro il Venezuela, 1-0 col Paraguay, 1-1 aveva fatto con il Messico, poi ai quarti di finale aveva battuto 2-1 la Bolivia, e in semifinale, come vi ho detto, 2-0 la Colombia. E dunque l'Uruguay si porta a casa la Coppa America. Questa è anche la rosa di quell'Uruguay, eccola qui, se qualche nome riuscite anche a leggerlo. E poi qui il Guerin Sportivo dice: in casa la Celeste è imbattibile, in 7 edizioni della Coppa America disputate sui terreni casalinghi la nazionale uruguaiana non è mai stata sconfitta. Quindi anche questo era un dettaglio interessante. Eccoli qua, capocannoniere della squadra è Otero con 3 gol, Otero che proprio in quell'estate lì finirà al Vicenza in Italia, e il commissario tecnico Héctor Núñez. Questa è la partita della settimana, il trionfo casalingo dell'Uruguay contro il Brasile, ve lo faccio rivedere, e noi italiani un pochino fummo anche contenti che il Brasile proprio ai calci di rigore aveva perso la finale come noi contro di loro un anno prima. Insomma, mal comune, mezzo gaudio, come si dice. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo la settimana prossima con la partita della settimana, ma ci vediamo tutti i giorni con video di approfondimento o di racconti di vecchie storie. Ciao a tutti.